Buongiorno, bentornati. Guardate che bella giacca che ho oggi. Oggi parleremo, come avevo anticipato già la volta scorsa, di una cosa particolare che è la tutela delle lingue minoritarie in Italia al di fuori del Friuli. Così per guardare che cosa succede nell'orto degli altri, perché comunque noi dobbiamo confrontarci anche con quello che succede fuori di noi, d'accordo? È importante sapere ovviamente le nostre cose, ma è anche molto interessante scoprire cosa fanno gli altri. Si impara sempre dagli altri. Oggi in particolare sentiremo una testimonianza importante di quel che riguarda la tutela della lingua tedesca in Alto Adige. Vedremo delle immagini, degli estratti provenienti da un convegno che ACLIF, l'Assemblea di Comunità Linguistica Friulana, ha organizzato nel novembre del 2021 a Villa Russitz, a Capriva del Friuli, convegno proprio dedicato al confronto tra minoranze linguistiche in Italia e in particolare gli aspetti riguardanti l'amministrazione pubblica, quindi l'uso della lingua minoritaria nell'amministrazione pubblica, il caso proprio che interessa a noi. Oggi cominciamo, dicevo, dai tedeschi. A parlare è una consigliera provinciale di Bolzano che è anche presidente della prima commissione affari istituzionali, quindi diciamo la persona più indicata a parlare di tutto questo. Lascio la parola quindi a Magdalena Amhoff che ci racconterà come funziona il discorso del bilinguismo. E, importante, cominciamo da una cosa molto strana per noi, che è il censimento linguistico che si fa in Alto Adige ogni, mi pare di ricordare, ogni 10 anni. Ma lascio la parola a Magdalena. Grazie di poter intervenire a questa serata. Ich darf euch auch alle recht herzlich in meiner Madrelingua, come ho capito io, begrüßen. Das freut mich sehr. Continuo con l'italiano che è un po' più difficile per me, però cerco di elencarvi come l'abbiamo risolto noi in provincia di Bolzano, però visto che abbiamo anche una lunga tradizione. L'utilizzo del tedesco nell'amministrazione pubblica è già stato formulato nel 1946 nel contratto di Parigi, nel primo statuto d'autonomia e poi riscritto con norme di attuazione nel secondo statuto d'autonomia, detto il nuovo statuto d'autonomia nel 1972. La premessa è che il tedesco è equiparato alla lingua ufficiale che fino al 1946 era l'italiano. Da noi praticamente nel servizio, nell'amministrazione pubblica, le due lingue sono equiparate ovunque. Per arrivare però anche al fatto che tutti i dipendenti pubblici parlano anche tutte e due le lingue, che un cittadino che va lì ad uno sportello abbia anche la possibilità di parlare nella propria madrelingua. Abbiamo quattro piloni, direi. Per primo, il censimento che verrà fatto nell'intervallo di 10 anni. Quel censimento significa che ogni cittadino da 18 anni in su dichiara a quale lingua si sente, a quale gruppo linguistico si appartiene. E questo censimento viene fatto su tutta la provincia, è un lavoro enorme che viene fatto ogni 10 anni e io praticamente sin dal mio 18° compleanno mi sono dichiarata appartenente al gruppo linguistico tedesco. La stessa cosa, i ladini si appartengono al gruppo linguistico ladino, gli italiani al gruppo linguistico italiano. E dopo questo censimento si calcola la percentuale, una volta sul livello provinciale e l'altra volta sui livelli comunali. E qua ci arrivo come poi infatti anche la lingua viene utilizzata nei vari comuni. Attraverso questo censimento, adesso prendo il comune di Bressanone.
Bressanone, per esempio, l'ultimo censimento che è stato fatto, a Bressanone il 27% dei cittadini di Bressanone si sono dichiarati appartenenti al gruppo linguistico italiano, 69 appartenenti al gruppo linguistico tedesco e 4% a quello ladino, anche essendo non italiani, non sempre tedeschi, perché anche persone che arrivano da fuori hanno la possibilità, appena hanno la cittadinanza italiana, di rappresentarsi a questo censimento. E adesso se il comune di Bressanone, per esempio, fa un bando per un posto di lavoro di quarto, quinto, sesto, settimo, otto livello, deve sempre guardare alla propria percentuale e dipende dalla percentuale quanto ha ancora di spazio per poter bandire questo posto di lavoro a una persona di lingua italiana o a una persona di lingua tedesca, per avere sempre questa percentuale etnica. Adesso arrivo alla percentuale etnica. Da questo censimento calcoliamo la percentuale etnica e attraverso questa percentuale etnica diamo i posti di lavoro ed è sicuramente il punto più importante della convivenza pacifica nella nostra provincia tra i vari gruppi linguistici, questa percentuale etnica. Non è sempre bello dirlo, però a tante persone che vengono a vedere il nostro sistema di autonomia dicono: ma come si può fare, come potete costringere la gente a dichiararsi tedeschi, ladini o italiani? Non è giusto, però noi abbiamo avuto anche nell'ultima legislatura una lunga discussione su un refresh del nostro statuto d'autonomia, però sulla proporzionale etnica abbiamo discusso alla lunga, però alla fine abbiamo deciso di non toccarla, di rimanere su questo sistema che ci garantisce la rappresentanza nel mondo amministrativo di tutti i gruppi linguistici in un modo io direi corretto, trasparente e corrispondente a come è composta anche la nostra società. Bene, abbiamo sentito questo primo intervento, diciamo una nota importante. La dichiarazione di appartenenza etnico-linguistica naturalmente non è vincolante vita aeterna amen, ma può essere modificata, cioè si può nel tempo cambiare idea, anche perché come avete capito la dichiarazione di appartenenza linguistica non necessariamente corrisponde all'appartenenza etnica, cioè alla fine uno dichiara chi vuole essere e quindi, per esempio, una persona anche che arriva da fuori può dichiarare io voglio essere inserito nella comunità linguistica tedesca oppure voglio essere inserito nella comunità linguistica italiana. In base a questo naturalmente cambia la possibilità di accedere a, per esempio, dal punto di vista pratico, dei concorsi pubblici. E qui nasce il problema, cioè uno può anche fare un calcolo di convenienza, può dire a me conviene appartenere a un gruppo linguistico tale perché so che stanno per fare dei concorsi per loro, però magari può andarmi bene una volta e non andarmi bene un'altra, quindi ecco che diventa normale che uno possa cambiare idea, oppure può anche uno cambiare idea proprio di suo. Però per evitare, diciamo così, tra virgolette, le furbate, ecco che la AMOF ci ha spiegato che si può cambiare, ma la prassi, l'iter per il cambiamento di appartenenza linguistica in realtà è molto lungo, in modo tale proprio da dissuadere i cambiamenti, diciamo così, strategici. Ecco, evitare questo rischio. Allora, io ho fatto praticamente con i miei 18 anni questo certificato dell'appartenenza linguistica, però non è detto che io una volta dichiarata tedesca devo per sempre essere dichiarata tedesca. Posso anche cambiare questa mia appartenenza, però non la posso cambiare ogni qualvolta quando mi viene in mente
di dover cambiarla perché vedo che al momento l'amministrazione pubblica offre più posti per italiani, allora adesso mi dichiaro italiana. Non funziona, questo non funziona. C'è una clausola dentro che io quando cambio la mia appartenenza linguistica la ricevo al più presto entro 18 mesi dalla mia dichiarazione, quindi i bandi nel frattempo si sono fatti, per dirlo chiaro e tondo. Lo abbiamo messo dentro proprio per evitare che la gente cambia da un minuto all'altro la sua appartenenza linguistica. Altra caratteristica poi in Alto Adige è il patentino di bilinguismo. Il patentino di bilinguismo è necessario sia in campo civile, in campo amministrativo, ma anche in campo politico. Il quarto pilone è poi il patentino. Il patentino che prevede l'esame di bilinguismo. Ognuno che vuole entrare a lavorare nell'amministrazione pubblica deve infatti avere per primo questo certificato dell'appartenenza linguistica, altrimenti non può neanche partecipare ad un bando, e per secondo deve avere il patentino, significa deve conoscere tutte e due le lingue nel modo, sì, equo per il posto di lavoro. Io per esempio che mi sono laureato ho dovuto fare l'esame del patentino a livello più alto, poi per la maturità è previsto quello di livello B e ognuno che vorrebbe partecipare ad un bando pubblico deve prima fare questo esame di bilinguismo. Ritorno un attimo al certificato anche dell'appartenenza linguistica. Questo certificato mi dà anche la possibilità di partecipare a elezioni con il diritto di voto passivo. Se non lo faccio, se io non dichiaro la mia appartenenza linguistica, non ho neanche il diritto di essere candidata da consigliera comunale né da consigliera provinciale, non ho diritto di partecipare ad un'elezione praticamente. Per cui normalmente ogni ragazzo lo fa. Noi avvisiamo anche la gente perché con 18 anni hai il diritto o devi dichiarare la tua appartenenza linguistica. Mandiamo a tutti i ragazzi appena 18 anni, ricevono la lettera da parte del comune per andare poi normalmente al tribunale e lì dichiarano poi il loro gruppo linguistico. Bene, un'altra cosa interessante che riguarda l'Alto Adige è che lì è già in attività, in funzione, la carta d'identità elettronica bilingue, anzi trilingue, perché oltre all'italiano e al tedesco è anche scritta in inglese. Noi abbiamo la carta d'identità in tutte e due le lingue, tedesco e italiano, non ancora in ladino, quello è una lunga discussione ed è anche forse ci si potrebbe anche collegare con i colleghi del Trentino, però l'abbiamo in tedesco e in italiano. Se sia quella carta in carta, però ho guardato appena perché mia figlia è l'unica in famiglia che lo ha digitale, ho appena guardato e anche la sua carta identità è bilingue, addirittura trilingue perché hanno messo anche l'inglese, però voglio dire tecnicamente è anche fattibile farlo, visto che c'è già la nostra carta d'identità. Volevo farla vedere, però mi sa che qua si vede Repubblica Italien, Innenministerium e poi sotto cognome, name, nome, forname, quindi vedete che già abbiamo la carta d'identità bilingue. Magdalena Amoff ci ha fatto un po' una panoramica di quella che è la situazione dell'Alto Adige, che evidentemente è molto particolare, anche perché
alla base ci sono degli accordi internazionali naturalmente tra Italia e Austria, ma in realtà quel che riguarda la tutela della lingua e le sue applicazioni concrete in campo amministrativo discendono dallo statuto regionale, non dall'accordo internazionale. Sempre dello Statuto di autonomia, sì, che riguarda la nostra regione, quello del 46 e poi del 72. Sono tutte norme. Allora, nello Statuto d'autonomia del 46 erano indicate, sì, lo era indicato, però non era definitivo in che modo si arriva poi anche a questo bilinguismo nell'amministrazione pubblica. Le norme di attuazione sono poi state definite nel 72 con seguenti norme. Bene, io credo che sia stato un confronto interessante. Certo, sono situazioni diverse dal punto di vista politico, strategico e così via, però è interessante vedere che cosa succede in Alto Adige. La prossima volta dedicheremo un po' di tempo, di attenzione a quello che succede sempre nei pressi dell'Alto Adige con la comunità ladina, che invece è ripartita in 3 province, Bolzano, Trento e Belluno, quindi è una situazione un po' articolata, ma sentiremo da loro. E quello che succede in Val d'Aosta, sempre attraverso la voce di esponenti del mondo politico-amministrativo locale. Bene, anche per oggi abbiamo finito questa prima parte, passiamo adesso finalmente alla tanto attesa lezione di lingua friulana. E bentornati a tutti a questa lezione di Furlan. Voi favelarin dal plural, dunque la sin sta come vi finito il discorso dall'ortografia, disin così dal vocals, dalla Q, dalla G, dei grafemi, e vi ho detto un po' di robis invece di morfologie. Allora, il plural, vi ho già avuto modo di chiamò la prima lezione che il plural per Furlan si fa in S. Questa è la maniera più normale, più semplice e più comune di fare il plural. Allora, come si fa? Semplicissimo, basta aggiuntare una S alla parola che viene al singolare. Che è una piccole slide con qualche esempio, ma semplice. Per esempio, clap, plural, claps, basta aggiuntare la S. Oppure chian, chians, oppure piron, pirons. Dunque, qualsiasi consonante final che finisce la parola, basta aggiuntare la S. Se però, attenzione, se è una parola che finisce in E, per esempio femmine, poete o qualsiasi altra parola, non importa che sia di mascoline o femminile, d'accordo? Va ben compagni. Allora in quel caso la E si trasforma in I. È più facile fare l'esempio che non sta a spiegare. Vecchia sempre la stessa slide, e vin la parola poete, al plurale fa poetis, oppure la parola casse, plurale fa cassis, che naturalmente per ciò che riguarda il furlan comune, per ciò che è che noi do prima per queste lezioni, per ciò che si inizia a chiamare invece le svarianze che si favelano, dove il mood di favelà furlan di un paese o di quell'altro, che viene una grande quantità di varietà, no? Io per esempio sono nascuto a San Daniele, io dis femmine, ma fa plural femines, però quando sono a Spilimberg dis femina e fa feminis, ma se fosse in Chiarnia disares femina e fa il plural feminas. Dunque, e viene qualche variazione, qualche roba, ma tal furlan comune, plurale è in is. Dopo sono anche dei casi particolari, perché vi ho sempre detto che ogni regola è la sua eccezione, ma in quel caso non sono proprio eccezioni, sono applicazioni particolari. Vai la prima, NAS, beh, il NAS è un, io in dai un, però se invece di due, i vari due NAS compagni, cioè non sarebbe nessuna differenza tra singolare e plurale, perché la S è già la parola e dunque hanno si viot disin il plurale, che va disin quasi in automatica, le semplici di capire, d'accordo?
altra situazione particolare, interessante per noi, è che il furlan ha previsto la possibilità di mettere il plurale anche per paraules forestis, che invece l'italiano non l'ha. Cioè, per italiano si dice un computer, due computer, non cambia la parola, un bar, due bar, la parola resta compagna, perché tali paraules forestis per italiano non si usa metti il plurale. Furlan invece si può smettere e dunque viene un computer ma due computers, va al bene, e così via per tante altre parole. Dunque il paraulis forestis è anche il plurale. Questa è anche un'altra particolarità dal furlan. Altre particolarità, la vedo sempre dalla stessa slide, vi mettiate per esempio la parola re. Un re, ma due o tre in quel caso, tre res, cioè c'è che succede, sempre il plurale all'in s, però le paraules che finiscono sonchiadis, cioè le parole tronche, la vocale finale si slunge davanti alla S, quindi un re ma tre res, un caffè ma due caffès, dunque si slunge la vocale e acchiappa l'accento doppio, questa è una particolarità. Oh, attenzione, questa è una roba importante. Se io dis frut, un frut, ma dopo hai due frus, io prenderei i due fis, quindi hai due frus. Frus si scrive con la S naturalmente, ma attenzione, la S si giunte alla parola senza tira via la T. Anche se io pronunci frus, ma scrivo fruts, d'accordo? L'importante è che è uno dei sbagli più facili, più frequenti che si fa quando si scrive per furlan, cioè uno al sint frus e viene naturale di tirare via la T. Guai! Che è un principio fondamentale della lingua furlana, io lo dico sempre quando faccio cose furlan e nei arleves. Dal furlan non si butta via nulla, il furlan è come il purcit, si mangia tutto. Allora si tiene tutto. La parola frut finisce con la T, il plurale frus si tiene la T. Dopo io faccio magari di manco di leile, invece magari in chiarni e comunque l'erano fruz, e dunque loro la T alla sinti in tanti pui. Io dico frus, ma sempre scrivo fruts, e così per esempio viert, viers, con la T. I beige, un beige, anche se nessuno ha un beige, ha un becin, una volta quando eri piccolo mi diceva, hai avuto un becin? Ecco, una la tank beige, si tiene la C con la cediglia e si giunte la S. La S sempre, questa è la regola fondamentale, si giunte a una parole, a non si tira via nuie davanti, d'accordo? Questa è l'importante perché sennò rischiamo di fare confusione. Us propongo come una slide in fies che acchiappa un cartello che io avevo visto, naturalmente il cartello non aveva la figura che io metto tutta la slide, assolutamente. Allora un cartello che una volta io avevo visto davanti di una bottega e al diceva in che cartello scritto, disegni di complimenti comunque perché l'ha scritto per furlan. Però all'era che spiccio sbaglio, perché aveva scritto che cartello e si inversa anche di domenica. Nome che, scritto come che vi ho detto alla slide, si inversa anche la domenica, vuol dire siamo vermi anche la domenica, che suona un po' male, dal punto di vista del marketing alle poco produttivo. La forma corretta è si inversa con la T anche la domenica. La difficoltà, chiaramente, io mi rendo conto, è che quando io i descrivi, i sint, il sun, sono abituato a sentire fevelà, a me viene di scrivere molto sint, ma non funziona così, perché io quando scrivo, io hai sempre di capire che scrivo. Us faccio un esempio, tanto per intendi, per italiano, ecco, capisco anche l'italiano, perché succede anche per italiano queste robe. Se io dico una gita distruzione, no? Classica frase, da che si giù e si fa la battuta, no? Una gita distruzione. C'è uno scrivio distruzione. In quel caso che distruzione, io sai che ti metti l'apostrofo tra la D e istruzione, perché voi dite una gita di istruzione, fate per imparare. Non è una gita distruzione, cioè butta io tutto, va di bene. Però distruzione, la parola è la stessa, il sun è lo stesso. Però io sai che di scriverlo in una maniera e non in un'altra. Perché che lo sai? Perché quando io scrivo, i pensi a ciò che di scrivi. Io sai, i capisci ciò che di scrivi e mi comporti di conseguenze. Chiaramente, poi esercizi fas e poi facile a lei.
Per Furlan è la stessa roba. Non è che io, perché sento una roba la scrivo così, perché se no, anche per italiani scrivere cielo, senza la I, scienza, senza la I e via discorrendo. Ma sono delle regole, vanno applicate. Dunque, la scrittura è una roba, la pronuncia è un'altra, la forma scritta è una roba e la forma orale è un'altra. Vi ho già detto che i sons sono tanti, le lettere per scrivere che i sons sono pochi, quindi bisogna doprarli alla maniera giusta. Allora, se io sento a dire chiale che i frus la io, che giù di ballon, no, chiale che i frus, però i sai che sono due fruits, d'accordo? E quindi è impensabile di mettere la T, se no salta tutto. Va bene, spero che sia di chiaro. Dunque, anche per voi, un saluto e us lasci con un esercizio, vado bene di lettore, che giù è proprio su questa spiega dal plurale. Ve Luca. Bregon scurs e genoi scusas, i frus giù di balutis, taiors di San Tomas, che io sono a sud, Lidogne, San Tommaso, Lidogne e Sant'Anello. Boh, vi ho detto tante sesse che sono, vi ho detto che tutte le speravo scuole non si scrivono tutte alla stessa maniera. Vadi bene, provi a fare un po' di esercizi, usinsi, magari queste volte in cui di lei provi anche a scrivere proprio la frase, tanti potessi fermare la figura e quando volessi si potesse esercitarsi a scrivere. Bene, si vede la prossima volta, mi raccomando, stemmi bene e busaiti frus con la T, d'accordo? Mandi!